La buona novella di Fabrizio De André in dialetto siciliano, un esperimento culminato poi in un docufilm che verrà proiettato per la prima volta a Palermo il 23 dicembre proprio al cinema. Marcella Maresca. Non avrai altro Dio all'infuori di me. La buona novella in siciliano consente di godere di questa opera riscoprendone forse il lato più sanguigno, il lato più passionale. E cercano lumi e segnali. Credevano un altro diverso da te. Questi accenti forti, drammatici, molto colorati, hanno dato all'opera di Fabrizio non certo un limite, ma una nuova apertura culturale. Io lo dolore di sto pollo gente. Com'è nata l'idea di questo progetto? È nata dall'amore. Di pietà le varracce È nato dall'amore di Francesco Giunta, autore, cantautore di Palermo, nei confronti della buona novella, l'amore per la sua lingua, per il dialetto siciliano. Si dice che tradurre è tradire, ma ben prima, alla radice di ogni traduzione, c'è un amore appassionato, quello che divora le parole e delle parole si nutre, come Francesco Giunta ha consumato le piste di un vecchio disco. Ho sentito il bisogno di risentire quell'opera che mi aveva formato col suono del mio dialetto. Tito, non sei figlio di Dio. La buona novella, anno 1969, mentre esplode la contestazione studentesca, Fabrizio De André fissa in 10 tracce indimenticabili il racconto dei Vangeli apocrifi. Non fu capito subito. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Ha impiegato 8 anni per portare a termine questo lavoro. Questo lo dico per far capire con quanto amore, con quanta accuratezza Francesco si è impegnato in questa opera. Un viaggio intimo e poetico in una Sicilia senza tempo e, per paradosso, senza confini, senza geografia, universale come la voce di una madre. Questa rilettura e riscrittura in siciliano proposta da 5 voci femminili era diventato un corpo a sé stante, ovviamente non lontano dalla buona novella originale, ma un altro prodotto artistico e culturale. Un'opera che è diventata un concerto al Teatro Greco di Segesta, poi un disco, infine un docufilm pluripremiato, oltre mezzo secolo dopo, una luce nuova sulla buona novella. E avendo lavorato con Fabrizio, essendo amico anche di Dori, è stato facile convincerla a partecipare anche di persona. Tutte le nostre lingue attingono bene o male ad altri, anche dall'estero, anche dalla lingua turca, piuttosto che noi si arricchiscono proprio attraverso queste contaminazioni. E quindi benvengano. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere. Fabrizio ha dato l'esempio, no? Ha cantato in napoletano, ha cantato in gallurese, in sardo quindi, e ha cantato appunto in tante altre, piemontese addirittura. Era un grande ricercatore, pronto a ogni nuova esperienza. Gente delica facce de mandila, vuoi che tu lo preferisci là. Quando lui propose Creusa de Ma, quindi in quel caso l'uso del dialetto, i suoi discografici erano molto preoccupati. Le parole sono nomadi, arrivano da latitudini impreviste e trovano vite nuove quanto più camminano e si consumano, come le canzoni di Faber. Possiamo considerare Maria la protagonista di Buona Novella? È così, in effetti. L'intenzione di Fabrizio è stato proprio quello. Questo significato di madre per sempre vuole proprio sottolineare la figura centrale della madre di Gesù e quindi in qualche modo di tutte le madri, della figura femminile.